Sebbene l'open VAR non ci riguardi, amici bellini, perché non ci sono immagini che hanno voluto riprendere e analizzare, è uscito. E Valentino me l'ha mandato e quindi io ho la possibilità di dire la mia, perché ancora una volta non ci siamo e non ci riguarda, quindi senza proprio sciarpa possiamo dire la nostra, senza alcun pericolo di essere accusati di avere un secondo fine. Non ci siamo proprio. Però metto in copertina Politano e Lukaku, voglio dirvi una parola su Asa e poi diciamo il fatto di Open VAR, che magari interessa a meno persone. Allora, io ieri su Calcio Fluido mi sono divertito a raccogliere tutti i dati, cioè tutti i nazionali che dalla Serie A lasciano le proprie squadre e vanno in nazionale. E mi sono pure permesso di dire: non li scambiate, perché se ci sono delle sessioni di scambio nel cantafalcio di ognuno di noi, non li scambiate ancora, non fate degli acquisti avventati, perché è dietro l'angolo. E mi pare che un paio di infortuni già sono usciti. Appena posto quel video esce la notifica di Sky Sport che dice che Politano, vistosa fasciatura al polpaccio, non aveva partecipato, l'hanno risparmiato, non aveva partecipato. Di conseguenza tutte quelle che erano le possibili formazioni che portavano Politano in campo come titolare devono fare un passo indietro. Però oggi sono andato a fare un'ulteriore ricerca. Politano è in gruppo, fa i saltelli insieme a Di Marco, quindi quello che fa Di Marco, quello fa Politano, e quindi possiamo riconsiderare, altrimenti era Politano in palestra, perché c'era una immagine di Politano in palestra, ma in palestra nel senso che poi Palestra poteva essere titolare, credo lui o Cambiaso. Però Politano in gruppo, quindi resta nel ritiro della nazionale perché non c'è niente di grave, quindi scongiuriamo questa cosa qua. Diversa è la situazione di Lukaku e ce lo fa sapere sempre Di Marzio, sempre da Sky Sport. Dice: Lukaku torna a Napoli, preferisce poi concentrarsi per ritrovare una forma migliore, eccetera eccetera. Io credo che nel momento in cui tu accetti la convocazione hai la speranza di poter dare una mano alla tua nazionale, ed è tutti. Però evidentemente avranno fatto dei controlli incrociati e tu che puoi fare 5 minuti. Questo semplicemente a sottolineare due cose. Prima di tutto fa piacere che Lukaku non sforzi e non si faccia male più del dovuto, perché se poi vai in campo pur di dare una mano, pur di sentirti protagonista, rischi di fare di nuovo un infortunio, non è proprio il caso. Quindi bene che sia tornato a Napoli, è bene che stia sotto le cure del Napoli. È bene che insomma non forzi. Questa prima cosa. La seconda cosa è che ci rendiamo conto che Conte non è pazzo, perché se hai un Lukaku, e poi stiamo parlando di Conte e Lukaku, quindi è anche un rapporto che va oltre. L'unico dubbio che puoi avere è che Conte lo usi anche quando non è pronto. Invece quando Conte, uno come Lukaku, che è il suo protetto, il suo giocatore, non lo mette in campo, dici: ma non lo può fare nemmeno 10 minuti. Evidentemente no, si è buttato in campo e ci ha anche risolto la partita col Verona, va benissimo, insomma, così. Però nei momenti proprio di grandissima emergenza, invece quando c'è da difendere un risultato, è meglio di no. E quindi non è follia che Conte non lo mette dentro, perché se non lo mette dentro nemmeno la nazionale e lo rimandano a casa, vuol dire che siamo nella logica delle cose, di un infortunio che ci vuole tempo. È bello averlo con noi, è bello che ha potuto fare un gol, e lo utilizzeremo il meno possibile, il minor possibile, perché altrimenti facciamo ancora peggio. Poi la riflessione andrebbe estesa all'anno prossimo, perché l'età è sempre quella che è, il fisico è quello che è, e devi riflettere se te lo puoi tenere, se forse sarebbe il caso di trovare una sistemazione. Questa è una riflessione che sto leggendo in giro e condivido, perché è un altro anno, è un ulteriore anno su un corpo importante con questo infortunio da sotto, mentre De Bruyne tutto a posto, quindi va bene così. Poi altre riflessioni: De Bruyne si è operato, Lukaku conservativo, De Bruyne è andato in Belgio, Lukaku pure è andato in Belgio però conservativo. L'approccio all'infortunio è stato diverso, De Bruyne più vecchio, però ha risolto e pare che stia bene.
Tant'è vero che Garcia ha fatto pure la battuta, poi non lo so se l'ha fatta come battuta o no, ma ho letto. Dice, non è male che è stato infortunato, così sta magari più fresco. È brutto sentirlo dire, perché noi sappiamo che non è male che è stato infortunato, non abbiamo avuto a disposizione, quindi è male. Però capisco quello che vuole dire, perché l'ho detto anche io in sede del video di ieri, insomma, tra i sì c'è anche la possibilità che qualcuno che ritorna adesso ha meno la stagione sulle spalle, e quindi se stai bene è come se cominciassi fresco e non c'hai quel peso addosso, e quindi sotto un punto di vista stata zitta Garcia, che è meglio, però capisco quello che forse voleva dire. Poi c'è Asa che sta facendo un ottimo campionato e girano immagini anche importanti, insomma, di azioni dove lui scarta 2 o 3 avversari, assist, molto bene. Sia lui che Rao dobbiamo tenerli molto nel mirino e valutare bene se possono poi eventualmente l'anno prossimo. Vedi come si collega con l'anno prossimo, riuscite a trovare tutto questo argomento di sera, in serale. Lasciate il like, vi prego, perché saranno giornate in cui il mio canale sparirà, non c'è niente da dire, invece l'ho trovato. Asa, il discorso ha detto una cosa che ha detto con Conte si lavora molto, però poi te li ritrovi, la fatica che fai, perché poi voli in campo e quindi lui ti dà tanto, tu devi dargli tanto, e quindi il lavoro che ha fatto dai, forse dovremmo apprezzare. Poi dopo, se quel lavoro a furia di fare qualcuno si infortuni, qualcuno no. Però Conte secondo me ci ha ragione, lui ha detta la cosa, ha detto dobbiamo fare uno studio su questa stagione perché è stata un'anomalia assoluta, e quindi per l'anno prossimo speriamo bene. Chiudo parlando di Open VAR perché prendono in esame 4 episodi: il rigore del Sassuolo, il contatto Pavlovic-Simeone, il rigore di Cabasele e il rigore di Pongrasi. Io li chiamo tutti rigori, ma poi alcuni non sono rigori. Allora, io non mi trovo, purtroppo non mi trovo. Molte di queste situazioni sono prima di tutto dubbie, cioè non è chiaro ed evidente, e quindi se l'arbitro ha visto e ha valutato, cosa cacchio interviene il VAR? Però in ogni episodio ci sono delle situazioni molto diverse tra loro. Per esempio, il fallo di mano del Sassuolo sul colpo di testa di Vlahovic. C'è una telecamera da dietro dove sembra proprio che prende la manina mentre lui sta saltando, sembra proprio che prende la manina, e io quell'immagine là dico mi tolgo il dubbio, è rigore. Però in una telecamera si vede quella manina, in tutte le altre, dalle altre inquadrature, non si vede sta manina, non si vede. L'arbitro vede e dice no. Il VAR, a furia di cercare, poi lo mette in condizione, perché lo portano. Perché voglio, se in una telecamera si vede, in 4 no, mi spiegate perché vale quella telecamera? E non gli fanno vedere nemmeno quello. Quella è la cosa che mi ha fatto impazzire, perché una telecamera a me mi aveva convinto, dice qua si vede, le altre no, ma qua si vede, me ne basta una, ma non gli fanno vedere nemmeno quella. E lui decide, poi l'arbitro si muove il bicipite, ma è molto alto, ma sta saltando, gli spunta da una. Quindi per me quello è una decisione abbastanza assurda, perché dopo tutti i controlli io oggi, dopo aver visto Open VAR, ancora non sono sicuro del punto di contatto, di quanto sia stato influente, di quanto poi era punibile, non lo so. Di conseguenza, se io, che sono assolutamente indipendente, facciamo conto che sono un arbitro in questo momento, non ho la certezza dopo averlo visto in TV, non capisco perché non valga la decisione dell'arbitro in campo. Questa è la prima riflessione. Seconda riflessione, Pavlovic-Simeone, l'arbitro era lì. Per me Pavlovic-Simeone è giusto, perché lo prende, poi l'arbitro dopo lo dice, lo prende in faccia. Però l'arbitro era lì. Il VAR guarda finché non si convince, guarda, che è punibile. Però è lo stesso fallo di Pavlovic-Lucca. E qua non voglio fare l'errore di fare le comparazioni delle cose, perché ogni tifoso può fare le sue comparazioni con tutti gli episodi che vuole. Adesso però è fresco la memoria, e quindi mi viene in mente subito quella là. In quel caso, se Pavlovic-Lucca, che poi gli tira proprio un pugno, qua lo prende in faccia, lo sbilancia,
se l'arbitro in quel caso non ha visto, è là che il VAR deve intervenire, perché c'è la cosa, lo abbiamo visto noi nei replay, e invece in quel caso no. Lucca, e non sia Lucca. E in questo caso l'arbitro che era lì aveva visto, non l'aveva detto punibile, però per me questa decisione finale almeno è corretta, perché secondo me là il rigore ci sta. Kabasele, qua c'è un problema di anzianità, perché l'arbitro, e mi correggete se sbaglio, è Collu, quindi un arbitro giovane, un arbitro che, ricordiamo, si porta appresso ma prima, quella che è diventato un meme assoluto. È stato fatto un documentario sui piccioni, un approfondimento, adesso userò parecchie immagini di Barbascura, molti me l'avete mandato. Kabasele, Collu vede il braccio, e lo vedo anche io nei replay, è chiaro? Collu vede il braccio e c'è il braccio. L'arbitro, il VAR, sono due al VAR, uno c'ha una voce più anziana e credo sia Aureliano, non lo so, ma credo che Aureliano non vede, cioè io sto guardando le stesse immagini che sta guardando Aureliano, vedo il movimento del braccio che può stare anche qua, ma va verso il pallone, a differenza di Pongracic, a differenza di Ricci, va verso il pallone, quindi a tutti gli effetti sta aumentando il suo volume del corpo e magari prova con la pancia, ma non ci arriva la pancia, il suo movimento è verso il pallone e quello è punibile, e io lo vedo nei replay. Quello che invece nel replay Aureliano non vede, no, lo prende con la pancia. E là dobbiamo mettere un punto. Assoluto. Perché l'aiuto VAR, perché ce ne sono due, VAR e AVAR, l'aiuto VAR invece sta un po' zitto sulle sue e dice in realtà, se vedi da quest'altra inquadratura si vede il tocco di braccio, mentre Aureliano dice no, io non lo vedo proprio, lo prende con la pancia, cioè convinto. Le stesse immagini le stiamo guardando io e lui è convinto che non ci sia. Di conseguenza che cosa fa? Chiamo l'on field review, il che è una decisione corretta. Tu Collu, vienilo a vedere perché noi non siamo convinti. Se non siete convinti non è un chiaro ed evidente errore e dovete lasciare la decisione di Collu che era corretta. Nel momento in cui chiamano Collu, nel momento in cui Aureliano è più anziano, Collu magari si sente in difficoltà e va con il flow di chi no, la pancia, non la pancia, eccetera, eccetera, e quindi ancora una volta, il problema è anche questo, di chi sta al VAR e chi sta a arbitrare. In ultimo, il discorso di Pongracic della Fiorentina, lo vedo e più lo rivedo e più loro dicono che è una decisione corretta non dare il rigore. Per me resta una decisione abbastanza dubbia, perché tutte le attenuanti mi sembrano corrette. Il fatto che si metta a paragone con quello di Ricci mi sembra una stupidaggine, perché sono due dinamiche abbastanza diverse, ma che alla fine sono entrambe non punibili. Quindi non mi sembra, cioè, non credo che sia una delle decisioni più gravi in assoluto, ma fa molta risonanza, perché ovviamente riguarda un Inter che non vince e quindi si stanno aggrappando a tutto. Però è molto grave che anche di fronte a delle immagini che a me sembrano chiarissime, i varisti fanno quello che vogliono. Altre immagini dove non c'è chiarezza vengono chiamati in causa gli arbitri e cambiano le decisioni i varisti. L'avete rovinato, siete riusciti a rovinarlo, però io continuo a volerlo, lo voglio migliorato, lo voglio che funzioni meglio, lo voglio senza protocolli che poi rovinano tutto, ma non mi avrete mai a dire meglio toglierlo, il VAR era meglio prima. Non è vero, le cose si risolvono, non è assolutamente vero, quindi non vi permettete. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Tenevo un'altra cosa da dire, ma se stessi registrando così posso mettere in pausa, ci penso e lo dico. L'avete rovinato il VAR, che stavo dicendo? Il VAR, le cose, ma vabbè, non fa niente, magari ve lo dico nei commenti. Voi controllate sempre i commenti, perché che volevo dire, il VAR, non mi ricordo.